Modas, sas bogues de esos cantadores a tenore. Su podcast de su progetto Modas. Su tempus de oe, su passadu e su tempus benidore de su canto a tenore, contados da esos cantadores e dai Bustiano Pilosu. In questa puntata Bustiano Pilosu attopia ad Antonittolu, cantore a tenore de Orune che vive a fuori al de Saidda. Antoni è stato pesato in Orune in una famiglia de cantadores e ha cantato con su tenore Arborino, uno de sos tenores più importanti Saidda. Como è cantando con su tenore Sant'Andria, che ha funnato in Tattari con un'altra gente orunese che vive in zittate. Ascoltate Boscomo, sa resonata de Bustiano Pilosu con Antonittolu. Antonittolu, Nara Bustia. anche dal fatto che hai organizzato un altro tenoreggio. Ja, jeste. E le commenti del Benni da gustare. Te, ha passione. La passione. L'abbiamo formato in Sassari, come tenerne prima Giovanni. L'abbiamo sposto a Sant'Andria. Questo è un mondo che veste nocche. E nulla. E siamo scantati. L'hai formato in Sassari, scusa. Poi te non l'hai sposto su Numene Rosello, su Fontana de Rosello. Vedi il posto a Fontana in un ertro tanno, che sti in vita. Sempre in vita. Tanno. E stai sempre a pesare Orune. Appunto. Sta a pesare Orune. E tu invece che sei scommo? Io sono Zaramonte. Io sono Zaramonte. Capito? In Sanglona. Me Sanglona. Sempre a pasturicare. Sì. Sto dicendo di Sanglona. E Biselda e Meda. Babbo è stato nel 1967. Primi di continente, i suoi Bracciano di Roma, i suoi Tolfa, i suoi Tarquinia, tale di Milano e Sipodromo, e tanto ne rientrato e abbiamo con i suoi Tramonte, là, i suoi 67. Capito? E tu invece sei spesato? E no, qui in Urune. Io ho fatto la scheda in Nuoro, ho fatto la scuola in Urune fino alla terza media. E poi, giustamente, ho visto i suoi Tramonte, non so se mi sono andata lì, là. Io su Zaramonte mi sono proprio fisso sul 1995. Quindi. Che dai Meda, che sono belle 30 anni. Belle 30 anni. Un anno mi manca da sos 30 anni. Capito? Però due, ormai non sconosciamo noi da Meda, una vita. Sei sempre stato pellegrinato a Orune. Sì. Vamo a dove in Orune tutto. Stiamo in Orune, capito? Come ufficialità in Urune. Vamo azienda, la campagna e basta. Capito? Però voi sì. Sì, residente a Urune e tutto. Ah, poi compreso. Ma lo sai scraitare? Proprio guai est. A che lo stirare da Urune. E tu che si occupano di tenore, chi non sa mai ascoltare, uno grasa, già ti conoscono tutto. Che ha cantato chi su tenore Arborino e poi annos canto il bifizzi ma Pipino e su la Mezzechimbe sulla Mezzechimbe sa prima serata e lo de mi lamento cazzo il fatto sì sa prima anzi no prima sa prima serata in Ardara che ho tenuto del Gianluca Cidda sa prima e su 2001 mi lamento. Però la verità è che la persona che Bahia poi hanno messo a me nel de Ardara non tenere Uruna e abbiamo messo a Gianluca Cidda a cantare e mica posto a me pure la prima serata e tanno la volta abbiamo a su Carmine da Mezzechimbe Pipino hai lamentato e stiamo cantando ma bene che me ne a cantare chi non a cantare io non mi chiede a parlare la verità la riconza guarda io venzo come andare a schedere nel Birgonza come che calcolato tempo non pare bene appunto ne avevo Birgonza pure giustamente alzare a palco noi tanto compreso Bustia e mi ammento per la prima serata che ha fatto Santa Lucia e lo vecchio io tenero Arborino ebbene vi è andata bella perché era applaudito sono ludino sono intenditore del tenore appunto lo comprendono e voglia bada una bella cultura del tenore e lo non solo dei cantatori ma vince al gente che scurta il tenore ma che piace pure a me lo de la verità che piace siamo è bellissimo me ne piace e poi bidene in tenore quando ho passato in una este Sant'Antonio in cui su Sant'Elia in Padro sono andato per catare amico e abbiamo trovato un riscatto però non in cantare inizio spuro festeggiando che in amicos beh non che farta fare ho preoccupato che cantare a Ludina
cantando io Halloween, sa che ne ho l'hanno pubblicata sì, questa pubblicata, cosa, vero? l'hanno Questa che la pubblicata, pinte. sì, sì. Ma si può fare che i due cantano a Saludina? Oh, io sono convinto. Quindi che... mi posso immaginare canto ban posto Nulla a ban ticche con binche. ma manco io però. Amor de arzamo, a parlare tanto, no che siamo. E dopo che si è divertito. Certo. Certo. Caso cantare a tenore a volte si scapiaga, no? Appunto. Che non vi cosa bustia. A me mi spiace sempre del minoretto. Oh, l'amore di razza a cantare noi, sai. Sia da parte babbo e da parte mamma, capito? Chi è Bazzisi? Il del babbo può bere per tutto. Io trovo del babbo. Cantava a trovare del babbo Carmelo, che era morto in continente. Oppure che ha una bella bocca. Poi abbiamo detto da questa ora, Vittorietta, e tu non parli del babbo del primo grado. A Vittorietta si può a contra. È giusto che l'uniamo mica. No, Vittorietta, Monteso. Vittorio Monteso. Sì, e tu un cugino del primo del babbo e cugino primo della malletta materna. Compreso. Sono che cantano in bizzi, Bacchisi e Bacchisio. Come ho un cugino di Hicunda a me. Maria da Bacchisi, mio cugino di Hicunda a me. Capito? E tanto è stata un'erenza a Beru di gente dei cantatori. Si che sono gusti pure migrato già bitti in parte, no? Compreso. Che un'ala sono di Urune, sta Beru. Invece da parte mamma l'amo da Hullizzo, capito? Da Hullizzo namulla, cantavano tutto Hullizzo in Urune, sì. Compreso. Quindi la sconnotto si può tenere in domo? In domo. E tu hai sempre il bocca al fatto? Sempre il bocca, sì, sempre. Magari mi so che pure si riprova. Ustia, quante schinane sei sta bene? Chi ha che bocca che ha messo bocca? Che ha in arma, io non vi credo. Io avevo provato e non mi è mai uscita, la verità. No. Si ha messo bocca. Mai. No, invece se sta bene su Chinara, no? Chi pesa bocca su 90 pochino su manco. Mi so che la vaga non ha da essere dessa prima, però già che la vaga. Compreso. E te ne pare questo tenore che tenete scommo a sonata? Sì, questo è un bello tenore, non me l'ho cantato. Senza si rende pure? Sì. Abbiamo scominciato da 22 e poi che mordiranno, come è già cavalcata, come su in Sassari. E vi devi andare? Sì, non l'ha mottito, sì. Che andava a maggio? A maggio, su due che mi parte, su due. Capito? E come mi aspettano una risposta poi antifisio, aspettano una risposta, capito? E questo sozzovano che bidenes, no? Che praticamente sono gente di razza di Urune, ma pesato si fuori, no? Giovanni, mamma di Urune, però si è nascito, quando lui si è nascito in Sassari, invece su basso era di Urune proprio. Tra ballati in una... Anche le fotovoltaico in Sassari, è stato in Osilo e San Lorenzo, che siamo morati di quella zona. Invece, ha messo bocca, sa mamma di Urune, sa mamma, e su babbo di quella zona di Hanurra, della corte. Si è spesato in Ie? Sì, si è nascito in vestito dottore, come Cristina Michele in Inghilterra, in quella zona. Che è bessina fuori. Invece, ha messo bocca Francesco Copezzino Cristino, Francesco. Che vero questo Runesi? Sì, si è di Urune, in Bidda, è stato in Urune, che cantava Teotro Antifise, e che non mi aspetto a Vara, però ha scominciato praticamente in Ia a cantare. Sì, in Sassari. Sassari è tutto, Bolbidia a cantare. Una volta abbiamo cantato, che in realtà si viene in Prusso, cantamos. Cantato abbiamo provato, lo formamos. Mi dispiace talunare che Pipina me ne ha lanciato. E tanto... Tu sei saccattato male di non tenere un tenore? No, la verità è che... Il discorso è questo, che Pipina non mutia sempre a provare, però non è a tempo. In questo senso. Che voi, sicuramente voi non andate bene a birare, appunto, questa cosa poi potete comprendere pure, andrei che ti incagliare. Pietro Mula che ti l'hanno sì, io che per Nichelli in su Ferramonte, cioè è anche mezz'ora bustiare da Ferramonte a un po' prova, sa, cioè invece in cui dovremo in Sassari, dove viviamo, insomma di che minuto ognuno da incontro può cantare, e il mente spuro, compri quasi, capito? Sì, no, ma su tenore Sarvorino
Se a Zigu, per questo il motivo è sempre il detrivaglio. Appunto. Questa gente che è andata in Oche, che è andata in Cue, che è chiesto in Ozzastra, che è chiesto in Castello, Pippino Buru che sta in Nugoro, no? Scusa, in Orune, su Tenore, e Piero altrettanto. Deve era strinto tutta un'ora, compreso. No, sono d'accordo, no, ma sono il motivo che a bello si è scantato per lo spago e poi già mi ha provato vinta questa idea. Chi la gente il manni a finza al detate e su giovano ha preso disponibilità a sacrificare, sa passione sempre il via e quando si espulmanno lui totai me, insomma, sa verità, no? A Zigu abbranda tutto, no? De etichettare che sono scompanzo, di andare finza de essere a palco, no? Pare gai, ma chi so sanno a Zigu Nammusu pote distraccare, no? E massimo quando va difficoltà se poi di spostamento, di differenza di vita, non zone poco contuso. E quindi due non le potti al fare a manco, però da tenere uno tenore de poter scantare. Appunto. Il tenore mi spiace, questo che abbiamo fatto a nuovo, è bello arborino puro, è la verità, la pure tenere. E l'abbiamo formato, bestia, capito? Me l'abbiamo formato. Tu non è che mi canta solo chi sono tu, di sicuro canta un montone di situazioni e in tutto. Chi mi capita? Però chi canta la Orunese, non mi canto. Che tu prima hai fatto un discorso che tutto lo stoccano su Orune. Pare facile le stoccare, ma non lo stoccare come te per gli stocker. Capito? Su Orune è difficile cantare, tranquillo. No, questo è il fatto nel lunare. Sì, tu parla cantare su Orunesa, e sta a cantare a Orunesa. Io ti un esempio, tu mi poni su un tenore che non è di Orune, che ne canta a Orunesa, si canto io e canta tanzelledo, siccome te la pica la bocca tanzelledo, quando la pico io la bocca, questo tenore non manca poi non fatto. A me è capitato per iniziare a cantare, a improvvisare, che questa che è a basso, questa che è a contra, a muovere la bocca, non si manca a dobbare a conca. A Orunesa che tocca di schiera cantare. E rigai bustia. No, ma io sono d'accordo, solo che sa gente come te fai nelle due, in un montone ida, se due lo sporro, che no è narasa, ma voi teschi cantate se a Sorunese, che sapro il facile. Che sono nangai? No, nangai, le pinte su io, no, è che... Ma io sono nangai, bustia, io sono nangai, sta bisogna facile, può essere facile. Io quando canto io curricola me. A me la gente che mi ha parlato non me ne importa nulla, io quando canto io curricola, bustia. Ma in più bada narrare che... come tal nato prima, narrano che è facile, però voi quando lo si intende se appunto. Non è proprio sorunese, è una cosa certo. arranzata. No. Però in divertimento, che gola, che è la gola do Peius. No, ma infatti sì, è una cosa bella pure, no? Io ho sempre spessato chi non la cantano, questa è una maniera di narrare, che è il facile. La cantano che le sagrada. Che le sagrada, bravo. Che su primo so io. È giusto. Io sono appassionato, no? Non narro cantatie, però io pure, a parte mia di passione, questo tenore, la tenzo, no? E su Orunese, una cosa verità, mi è sempre spiaciuta. E mi sono piaciuto, finza tutto, sono tenore, se Orunese, finza si, sono tutto uno diverso da esattero. In Orune, se due a Pompial, no? Su manco, io sono del fora, e non è che posso giudicare un iscocomente. Però, ho notato che va differenzia da uno tenore a sattero, mannas. Variat, sta vero. Cioè, finta sparagonato che un'altra al bide, al me. Sì, ma rigai, rigai. Se tu baciato te lo divide, che uno cambia da sattero. E sta vero. Compreso. Cioè, non solo Naro, per esempio, da su passato a su presente, in donzida la gatta, no? Una differenza sul bezzol, da sul zovano, l'abbiamo ragionato in tutto. Va sempre una differenza di cambiamento del sostempol, no? Ma no che va differenza sa... Oggi buon arre, intendiamo strese, batto stenore di Orune e sono diverso il meta su da esattero. Ma secondo me è essa bocca che la cambiare il tenore. Che sia da essa bocca? Se ne è un muto. Come ti faccio un esempio? Io dico di provocazione perché è sempre il no. Certo. Tu hai scantato che Sarvorino, sei scantando che in questo alzovano so da Sant'Andria. Sa che sei sempre stue. Certo. Però su tenore cambia a metà. Appunto. Quindi non dipende pezzi da esaoghe. Tu sei sempre stue. Al zirata stua, sì,
Io penso che la si adatta pure a questo tenore due. Cioè, Ma sul cambiamento, guarda sul tenore da Arborino a sul tenore di Michele. di Sant'Andrea, facciamo un esempio. Da Sant'Andrea, Cusuia, capito? Ma una differenza finza al desono, mi, su Desono, su tenore. Desono, capito? Però lampo, a bocchi puro, darà che cambiare sul tenore lo No, sono d'accordo. Sono d'accordo che lo fa che cambiare, però a volte mi pare che so che si adatta pure a su tenore, o finza che si deppede in qualche maniera adattare a su tenore che tiene. Oh, no? Io che Arborino ha cantato bene, ma sempre ha cantato bene. Ma lei metto un bello tenore, metto una bella contra, che cantare 30 anni, quando può cantare con i Pipini già è straco da cantare. Ha cantato una vita. 30 anni cantando. Certo. Capito? Piero, Mattesi, Pietro Mura, un grande bacio, Andelino una bellissima bocca. Però sono tutti, se andiamo a baidare, una maniera di cantare, come te posso narrare, distinta. Deve che su tenore, deve che su tenore, una maniera distinta. Finza su basso, pagu brusa aperto, no, teatro il basso, currezze miesi no, sa contra zico pure il giocata. Ma io contro me non lo fai per Giovanni. Sa contro Giovanni è potente e melodioso. Su chi besta in Sant'Andrea. Giovanni. Anche te su difetto Giovanni. Che Giovanni canta, la bocca troppo. Li spingate. La parola di io mi li regola, la madre pacco. Che lo chiedo a Bibbia, che in Bibbia piace che si però spinge. a contra, che Giovanni canta, la verità, è una bella contra, armoniosa, melodiosa. La yucata che tu spinta la yucata. Si pacco la regola, che un bacio va d'accordo. Capare gai tu bustiamo comprende se hanno intendo lo contra il tenore ci sta andato puro ed è per intendere tutto non so d'accordo no beh su tenore il fatto massimo in 9 uno per ascoltare basso e contra intende a contra solo istonat dice da pago di volume ma da pago mi nulla li basta è perfetto come è perfetto sì però io pago questa potenza io la parola mi abbassala però a volte sul modo di lavorare sa contra la botta sa abbassare ma non meta che si spinta può giocare su zona di ula dai utturo no sì. Può giocare su zona con di spinta la deve dare e la deve mantenere il finza sa con la pressione casi no non sono sa contra no tanto schiela tene da zigo del volume che hai non è che sia come un'altra oche che la botta sa zigo cioè la botta è regolare ma non gai meta ma appunto del pacco non mai danno e certo se la bacia tutto intende lo bacio tanto io ho sempre spessato che a volte lei ha con tenore con antico no del zio Pasquale Piredda folk studio no che un altro tenore de Orune, no? Un altro stile, un'altra maniera di cantare, no? Cantare. Per il giocato, per su... Cioè, un bedonzune che ho da pizzo tutto su che tenia, no? Altro su invece tenore perfetto, tu lei a Sant'Allulla, no? Tenore quasi mezzo de gussu, è stato un periodo che fidi in Sardegna, fidi... È bellissimo, è insuperabile. È del tenore. Insuperabile, fatto una parte del Savama de Rune l'ha fatta su tenore Sant'Allulla. Sta bene questo. Però è diversissimo dai gudo scrive. Certo. Come ti cambiava Peppino quando cantava Quintanetto. Sì, tu un tenore tu canto diverso. Sia da Sant'Allulla e da Pasquale Piredda. Capito, Busti? Però questa bellezza è che assumanco su che verso io che in Orune bada proprio una cultura del suo tenore che è il fungu da me, cioè che bada un montone di sostanzia di comprendere questo tenore. E quindi bazzente me da chi canta e bessi da campo differenzia. Certo. Cioè noi stato uno copiente da esatte rumi. Bada cosa bella e un montone di esempi. Come ti queria entrare in un altro argomento che andiamo a regionato però senza non olvideremo in questo balla di Facebook, no? Adesso la questione, come si impara a cantare a tenore? Su parres tu, come chi uno impara a cantare a tenore o di adeppe di imparare a cantare a tenore? Ma io dirò la bustia che a cantare a tenore non è ben parte, ti deve pannaschire, io la penso guai. Spiegati mezzo. Spiegati mezzo, ma ascolta bene,
Non ti sto comprendendo, è mio. No, da me si comprende, io a scuola, torniamo a Sanremo, ma che pesco scuola poco canta tenore, che hai In umbe. in nome. Così scuola bene con canta tenore, sì o no, mi deve pennare. No, ma io la so, ma la può tagliare a te. Ma come io devo rispondere? Tanno, Tu mi rispondi su tu, va poi bene, ti ok, rispondo su a me. cantare a tenore, in scuola non viene chiarete. A cantare a tenore deve pennaschire, con te pennaschire con basso, sa contro, ha messo bocca e sa bocca. O di cosa deve pennaschire in bustia. Compreso? Che se io ho una passione di cantare a tenore e non bisogna cantare, e tu mi vieni a scuola a imparare a cantare, non bisogna buono, è inutile. Bustia. Giusto. Ma è giusto, sì. Vedi a mancare altro. Vedi a mancare altro. Quindi, se questa cosa ti naschi. Certo, certo. Ma non di cosa per nascire. Come te? Non di cosa per nascire, te per nascire. Eia. Però ti faccio un esempio. Le abbiamo uno basso. Lui le ha da li naschi, no? Che giustamente sa che del basso ti deve nascire. Certo. Se sono bello, lo deve stendere del naturale, che se no non mancare sforzo te l'impara non biesi con il basso bello, se non ti naschi. Però mancare un pizzino si pesa in una famiglia su stesso pizzino, no? Isse di ad essere un basso bellissimo, però si pesa in una famiglia che su tenore non esiste. Non esiste. Però come pizzini scritta che io basso. No, non lischi, se non lischi chi lo dia a poter fare. Come te fai da lischire se non lo prova? Appunto. Sonende, Sì, su paragone che ti sono facendo io este. Su naturale mancare l'utene di un pizzino, no? Però non lischi de tene gusto naturale. Sì. L'uteppe provare gusto Certo, basso, no? certo. Poi lo potes provare, deve tenere occasione di lo provare e deve tenere una companzia che canta in modo che vi sia uno che pensa a bo che si pone basso. Certo. Se non tiene questo basso, come te va che dai schire che tiene questo basso? Si che perde su basso. Si che perde. Appunto, certo. Oh, si che perdete. E stimbolato a tempo de oggi, commente mi vini contende atteros o vinzas paurune, chi son cantende plus pagos o spizzinnos, chissà canto il basso o contras che siamo perdendo. E boccas. E boccas. E messo boccas. Che la siamo perdendo. Certo. Quindi li naschidi, ma non lischini. Ma non lischini Ma non dell'udenne. lischini, certo. Giusto. Certo. Su ragionamento differente mio di si scuola, scusa. Chi, io pure sono di accordo con te. Chi scuola non binde proprio si bada una cosa sbagliata este alle scherre di imparare su tenore a malaganino o finza come te posso narrare a che fare un standard scolastico da imparare eccetera. Sono di accordo in tutto. Però presto a me mi piace che bisi su logo in un besa gente potta iscurtare e provare. Iscurtare e provare. Come sul concetto di scuola, scusa. Sì, certo. In modo che chi è l'utenede, chi è l'inaschidi, lo comprende che l'utenede. Bene da che li schire, che lo provada. Tanto si bada un'occasione organizzata, che li narra in scuola, ma li potte esponnere che si noi, altro li narra al laboratorio tenore, altro li narra sa sprova di un gruppo, possono essere mille occasioni. L'importante è che bisia occasione, che non la verità, che quando si è spesato due, un becantaia sa su cominzo. Io, e su cubile. E su guile. A Sassola. A Sassola. Ma quando dopo essere su scompanzo, E dove sul Zilleris. Mi sul Zilleris. e sul Zilleris. Con Solfini si scola. Scusa, certo. Certo. Quindi si scola, non è che non bividi. Solo che le nareiamo il Zilleri. Però, fido in scuola. Fido in un luogo di abboiare. E bivini sono il mastro spuro. Certo. Non potremmo narrare che non fido in scuola. Che bivini mastros e professore spuro, che ben dei certo che vin proprio professore titolato laureato in tenore. Chi t'abbaida in finza storto di narrare, pizzino che era un base studiato. Prova di la questa contrighetta, come te la Giovanni, abbassala con il messo tanto che sei il bessendo a fuori, o no? Bevini. Quindi, su senso e su concetto, chi do io, este che dipende da come la pensiamo in scuola, no? Preso in questo senso. Su geo rispetto a me da su che sei niente. Che su tenore è naturale e chi da una ida satira
cambia finza sa. Certo. Cambia finza sa. C'è una ogorunesa difficile che binasca in attraide. Pote provare un attimo, ma... Provate, si bilachet. Si bilachet. Non ha sul senso che pote provare. Sa melodia la pote descrivere vaghe spuro. Ma su dove sa che... È su modo puro. Su? È su modo puro, Bustiano. Sì, su modo. È su modo. Su modo, ma finza su modo di giocare sa che. È il distinto. Bida boida. Certo. Questo è azzio la bellezza di questo cantico nostro, no? È come poesia, sa come te si esposto. Capite su qualche sonata chi non che la canta in tre a Ascolta me, io non ho passione poesia. però la studio per cantare. Caso la passione tua sta a cantare. A cantare, vedete? A cantare. Ricordate de Borebodi che la canta sempre. Sempre. Che le vicus. Sai che su di Urbano che è morta mamma mia. Io ne cantiamo altre spuro. E ne canta il meta come tu vedi il dente che facendo su modesto, ma poesia già che andasi imparato meglio. Ma tu cantare a Nova spuro come? Sarebbe la bello. Certo. Ah, che piacere. Compreso. E poi canta scuda su runesa, sa classica, sa che sono imparata sino che non rune, questa che la canta sempre a poche ballo, no? Gai. Anda bene, noi siamo su acclarato mezzo il me questo sconcettello che abbiamo stento quella discussione che il bel lavoro, il bello a ragionare, a volte a non arrabbiare, però a tenere opinione differente. No, ma tu mi hai risposto, io parlo che tu spani che l'hai poco interne, no? No, ma da poco compreso. Che hai fatto peschetta, ti do ma tra peschetta ma perché parlo poco interne? Ma lisco, ma abbaida che non va problema per uno che non conosciamo su e siamo su teniamo a ballassa de poter vai dare claro noi certo. Non lo potremmo permettere spuro che non lo rispettiamo su e non scriviamo il bene pure in un certo senso che non conosciamo da me certo. E quindi questa discussione il bello che bisia da chi va per opinione differente che poi a Savine total due teniamo solamente si punna no? Chi su tenore è andata da innanzi e chi potremmo seguire a cantare. Certo, e per tornare con tenore da innanzi. E tanto, poco anno. È una puducentos. Grazie. Prego. Azzi ascoltato Modas, sas bogues de sos cantadores a tenore, su podcast de su progetto Modas. Intervistas de Bustiano Pilosu. Produzione esecutiva de Diego Pani. Registrazione audio de Bustiano Pilosu e Gigi Oliva. Editing e mixaggio de Roberto Macis. Sigla è presentata de sas puntadas de Diego Pani. Sa sigla è su ballo d'Orrao de Vonne, cantato da su concordo su connotto. Su podcast de Modas est un trabalho de SISRE, Istituto Superiore Regionale Etnografico de Sardegna.